Controllando il meteo stamattina ci saranno, diciamo da fra poco fino alle 3, forti temporali a nord Italia. Ma anche qui a Salerno il tempo oggi non sembra tanto buono, quindi sarà una giornata secondo me molto strana. In effetti pure qua tira forte vento e sono previsti forti temporali a Torino, a Milano, in Lombardia, Friuli Venezia e Giulia, diciamo tutto l'arco, diciamo dall'Emilia Romagna a salire, quindi ci sarà questa perturbazione fino alle 3. Poi dalle 3 in poi è tutto bello limpido, diciamo, fa vedere il meteo, quindi questo qua in tempo reale fa vedere forti temporali con locali grandinate a Torino, Milano, tutto dall'Emilia Romagna in su. Quindi già Firenze non è nel mirino di questo, diciamo, questa perturbazione in effetti. Ciao Isabella, però già dalle 3 in poi tutta l'Italia è bella pulita, quindi sono queste ore che potrà scatenarsi, diciamo, questa tipo di tempesta dovuta anche al calore accumulato in questi giorni. Quindi fate attenzione come sempre perché improvvisamente può scatenarsi questo tipo acquazzone, quindi può scatenarsi questa furia d'acqua che arriva all'improvviso dopo tanti giorni di caldo, quindi fate massima attenzione, non rimanete in auto, se qualche cosa, riparatevi sempre il più possibile, evitate ponti dove si può accumulare l'acqua, queste cose qui, e di non andare vicino alle coste, anche se a Genova sembra confermato che il maltempo non ci sia. Quindi sì, diciamo tutto il nord Italia, tranne che Genova in effetti. Poi tutte, diciamo, maltempo, nuvole e pieno il nord, perlomeno tra secondo me una 20-30 minuti incomincia ad annuvolarsi perché solo il mio meteo, quello là in tempo reale, si vede questa fase diciamo di nuvole su tutto il nord Italia. Poi alle 3 tutto bello limpido dal Trentino Alto Adige alla Sicilia, quindi si tratterà solamente di questo arco di tempo che può capitare che arrivi un forte temporale, quindi fate attenzione. Ripeto, anche a Salerno, fai attenzione comunque perché porta maltempo in effetti, quindi può piovere forte oppure essere solo nuvoloso, però fai attenzione sempre al finale, perché ripeto, è pieno di nuvoli e dove ci stanno i puntini verdi, diciamo quelle acqua, quindi è pieno di questi, diciamo, nuvole blu con questi pallini di verde dentro che significa acqua. Quindi, però è pieno pieno in Nord Italia, quindi solo Genova non ci sta nulla sopra. Poi, ripeto, dall'Emilia Romagna in su è pieno. Diciamo da Firenze a scendere qua non ci sta nulla, anche se qua a Salerno il tempo è, come dico io, strano. Infatti il sole non c'è, non è nuvoloso, è grigio e cupo. E ci sta un po' di vento, perlomeno respiriamo oggi. Quindi ragazzi, massima attenzione come sempre, perché se incomincia a piovere fa subito quella scaricata forte di acqua e si può accumulare tanta acqua, grandine, quindi fate aprire gli occhi come sempre. Vi auguro un buon sabato, una buona domenica e in caso di qualche altra notizia vi aggiornerò sulla situazione. Comunque fino alle 3 fate attenzione dove state, dall'Emilia Romagna in su. Ciao Isabella, ciao ragazzi e buona giornata a tutti.